Buonasera a tutti. Sono contento di trovarmi in mezzo a voi, anche perché abbiamo ospiti che vengono da fuori, da Silea, che forse non erano al corrente, che abbiamo invitato e che vediamo solamente perché fanno parte, perché noi facciamo parte dei commissari dei comitati riuniti, e che dato il vorticoso avvicendarsi delle questioni attinenti all'inceneritore è un po' che non ci sentiamo con tranquillità, per cui ci sarebbero tanti punti a chiarire e questa sera già è un primo momento di incontro che poi avrà seguito nella prossima riunione dei comitati riuniti. Sento parlare di maggioranza e di opposizione, giustamente, però io credo che sia anche giusto tenere presente che ci sono anche le forze politiche extraconsiliari e le abbiamo viste muoversi già sabato, perché l'impegno è stato totale, non solo all'unanimità delle forze politiche attualmente in Consiglio, ma anche di chi non è entrato in Consiglio comunale, quindi stiamo parlando di tutta la cittadinanza, il che ci fa sperare bene per avere sintonia di intenti in maniera veramente trasversale, con l'appoggio e con l'interazione con i comitati. Per quello che riguarda l'iter di ciò che è stato fatto da quando il 21 di luglio è stata formata la commissione inceneritore e ci siamo in un certo senso messi le carte in tavola vicendevolmente fra comitati e amministrazione comunale, nel senso che abbiamo fatto presente con grande chiarezza che un comitato quello che poteva fare l'aveva fatto grosso modo, perché il comitato può lavorare sulla nicchia, fare informazione di nicchia, e avevamo scelto per l'appunto la nicchia di un campione particolarmente interessante, qual era il campione di voi politici, ma che poi per allargarci a tutta la cittadinanza senza l'appoggio dell'amministrazione comunale non è pensabile di potercela fare in nessun modo. Già ce lo siamo detti, non occorre ripeterci. La commissione e l'amministrazione comunale è già partita e a questo punto si tratta di vedere anche da parte dei comitati che tipo di collaborazione mantenere, tenendo presente che proprio per questa mancanza di possibilità di contatti più stringenti sia a livello di amministrazioni comunali sia a livello di comitati, proprio per questa si sono presentati dei momenti forse di incomprensione, diciamo così, perché già la prima volta mi trovavo anch'io nella sala con gli esperti, con gli assessori degli altri comuni interessati al problema dell'inceneritore, ci siamo trovati che già il comune di Silea aveva forse frainteso quella riunione, tanto è vero che prima di iniziarla l'architetto Davide Bortolato si era premurato di chiamare il sindaco di Silea dicendo che ci stavamo riunendo soltanto perché avevamo bisogno di nominare gli esperti e quindi non potevamo assolutamente andare a chiedere a Silea di prendere parte a una riunione che riguardasse un tema che praticamente lui aveva già risolto come Silea. Quindi il primo dubbio è stato quello. Non so ancora se sia stato chiarito, perché poi ci siamo ritrovati e ho visto ancora che c'è qualche fumo che gira. Quindi sarebbe bene tenendo presente, forse in maniera definitiva, che non c'è stata nessuna volontà, io parlo naturalmente sotto il mio punto di vista, non c'è stata nessuna volontà né da parte dei comitati né da parte dell'amministrazione comunale, per quanto posso dire io, che volesse lasciare fuori Silea o altri comuni, ma è stato solo il fatto che la comunicazione non è stata accolta e poi forse non è stata in un certo senso acquisita dopo che è stata illustrata personalmente al sindaco. Ecco, questo perché? Perché poi la questione di contatti con Silea è andata avanti costruttivamente, perché ci siamo poi ritrovati, poi ci sarà stata una fra assessori e sindaci e saremmo stati 10 a Silea e si è parlato della collaborazione che va tenuta a livello di comuni nella loro interezza, senza tenere separati i poli da una parte di Silea e dall'altra parte di Mogliano.